Cari Duilio e Ines, voglio porvi un quesito. Quesito sarebbe una domanda. Si può amare solo chi si dice di amare o finanche chi non s'ama è meritevole del nostro amore? E qua non ho più capito, senti? No, però stai attento Marzullo, allora è incomprensibile quello che dice. Cioè se io volevo fare gli anagrammi cifrati, mi compravo a settimana enigmistica spendendo 2 euro, non è che davo 200 euro a lei per non capire niente. Certo, va bene, semplifichiamo, Sì, vediamo un po' come grazie. posso semplificare. Si può amare anche chi non si ama? Ecco, le va bene così? Magari amare chi non si ama. Siamo tutti bravi a amare chi che ci ama, ma chi che non ci ama non siamo bravi a amarli, anzi li mandiamo in mona. Fai un esempio per farci capire. Esempio, se sei in mezzo al traffico con la macchina, no? Sì. E hai pressa e davanti c'è un'anziana che va piano e tira lenta e blocca il traffico. La insulti, sono i clacson, ti mandi in mona, la offendi? Ma se quella anziana fosse mia mamma, io non me la sentirei di offenderla, di metterle ansia pressa, anzi la aiuterei, trasferirei il mio amore impissando le 4 frecce, scortandola fino a dove deve arrivare, ma di sicuro non la insulto. È d'accordo, Duilio? No, beh, mio onestamente se adesso mamma mando in mona sicuramente, la insulto anche se non blocca il traffico, basta che sia sentata in cucina anche muta. Ecco, vedi? E sai la differenza fra te e un cancro? No. Neanche a me. Comunque questo, tra l'altro, è anche un desiderio sessuale represso nei confronti di sua suocera. È abbastanza evidente. Il desiderio sessuale? Sì. Cosa Cioè, sei dico che lei ha un desiderio sessuale represso nei confronti di sua suocera. Non te vergogni mica, schifoso, ti come mamma, solo Sì. pensarle che robe là, non ti neanche da pensare di come mamma. Dottore, ho problemi qua figlia, si immagina qua mamma. no, tu sei sicuro? Cerco di riformulare, diciamo che quella donna, sua suocera, aumenta la sua potenza sessuale. Per carità. Ah, beh, l'aumenta e come ogni volta che parla, mi fa Don Maroni così. Ecco, vedi. Beh, per fortuna, beh, sì, ora per questo, mia mamma che aumenta tutti a potenza sessuale. Per carità, voi scherzate anche, ma sappiate che oggi tra i giovani, come dire, serpeggia la tendenza di accasarsi o di blandire una donna più anziana, ecco succede. Sai che hai detto adesso? Che i giovani vuoi andare con le femmine più vecchie? Ecco, sì. Ma scusa, ma io ogni volta che parla da usare metà vocabolario da 3 cani, un cane e mezzo ogni volta? No, non può essere più semplice. Allora cerco diciamo, le faccio un esempio più concreto. Allora, c'è una coetanea sua, Ines, una mia amica, che si è invaghita di un ragazzo di 30 anni più giovane di lei. Sì, ha ceduto alle sue avance, chiaro. Lei andrebbe con un uomo più giovane di lei di 30 anni? Mi si che andaria. Se qui ho pisone 30 anni che rondaria qua. Coppa